Stiamo meditando l'epistola di Paolo ai Filippesi. Ho intitolato questa serie di meditazioni La catena della gioia, perché questa è un'epistola, brevemente faccio un riassunto, è una delle epistole della prigionia, di quella prigionia che è narrata negli Atti degli Apostoli al capitolo 28, una prigionia leggera, una specie di arresto domiciliare per l'Apostolo Paolo, ma comunque una prigionia che aveva la caratteristica, nonostante una certa libertà di azione, di avere l'apostolo, il prigioniero in generale, una catena legata a un soldato che a turno faceva la guardia al prigioniero. Ma leggendo questa epistola noi ci rendiamo conto che non è quella la catena eh, effettiva a cui è legato l'Apostolo Paolo, è piuttosto un'altra catena, la catena che ho definito della gioia, che viene data dalla presenza di Cristo Gesù nella vita dell'Apostolo, e quindi a quella catena lui rimane vincolato per il suo bene, per la sua salvezza. Ecco, ho spiegato brevemente il motivo di questo titolo. Paolo, confinato in casa, un po' come noi, scrive ad alcune delle chiese che ha fondato e tra tutte anche la chiesa a Filippi. Tra poco ci addentreremo, non so se arriveremo questa sera a leggerlo, anche del motivo scatenante, diciamo, di questa lettera, che è una lettera di risposta a un'azione che i filippesi fecero in favore dell'Apostolo, un servizio, un dono che gli fecero recapitare attraverso Epafrodito, che era un credente appunto di questa chiesa. Ma andiamo per ordine, proseguiamo la nostra lettura, stiamo percorrendo l'epistola verso per verso. L'ultima volta ci siamo fermati a considerare nel capitolo 2 l'incoraggiamento che l'Apostolo dà ai Filippesi dicendo loro di essere umili, a motivo intanto dei motivi di affetto che l'Apostolo aveva già espresso nel capitolo 1. Quindi diceva: se c'è un motivo per cui siamo legati e voi mi procurate gioia al pensiero della vostra fedeltà, del vostro amore, beh, tutto questo deve essere la prova scatenante che voi siete capaci di essere umili. Quindi se voi sarete umili e sarete uniti, queste due parole che Paolo ripete come esortazione ai Filippesi, se voi sarete umili e sarete uniti, allora la gioia che io già provo al pensiero di voi sarà completa. Allora così inizia l'Apostolo Paolo il capitolo 2 dicendo: se c'è qualche legame d'affetto, se c'è qualche cosa che abbiamo in comune in Cristo, ovviamente sta dicendo dei se, che in realtà non sono delle ipotesi, sono delle certezze per l'Apostolo. Lui sta dicendo: se vi ho appena detto che ci amiamo, siamo fedeli al Signore, siamo servi del Signore nell'opera comune, soffriamo in comune per l'opera di Cristo, quindi se ci sono tutte queste cose che già mi rallegrano, rendete perfetta la mia gioia facendo questo, essendo di un animo solo e di un unico sentimento, e senza fare nulla con egoismo, ma piuttosto con umiltà. Fatelo con umiltà, se voi lo farete la mia gioia sarà completa. E ci siamo fermati qui la volta scorsa. Paolo dice: non vi dico questo dandovi un insegnamento astratto che può sembrarvi alto, difficile da mettere in pratica, ma mentre vi esorto all'umiltà, vi do un esempio lampante che voi ben conoscete e che è stato sotto gli occhi di tutti per 3 anni. E qui l'Apostolo Paolo inizia un brano che fa un salto incredibile tra l'estrema praticità dell'esempio di essere umili all'altezza di una rivelazione teologica che va nell'eternità. L'esempio che fa l'Apostolo è l'esempio di Cristo e dice: voi, verso 5, da qui riprendiamo la nostra lettura, dice: voi dovete avere in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Quindi l'esempio che l'Apostolo Paolo dà è quello di Gesù. Dovete essere umili come lo è stato il vostro Signore Gesù.
siate umili, abbiate lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Quindi non vi sto dicendo qualcosa che non avete mai visto e che nessun uomo ha messo in pratica, ma vi do l'esempio per eccellenza, l'esempio di umiltà per eccellenza che è Cristo Gesù. E per spiegarci pienamente, e per spiegare ai Filippesi, a noi chiaramente, visto che è arrivata a noi per mezzo dello Spirito Santo questa epistola, che cosa significa avere lo stesso sentimento e qual è il modello di umiltà a cui noi ci dobbiamo riferire. Beh, Paolo si deve fermare un attimo e deve salire in cielo in un certo senso, perché inizia a parlare per spiegare che cos'è davvero l'umiltà secondo Dio, inizia a parlare del mistero dell'incarnazione. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Da questo punto in avanti vi voglio invitare a tenere aperte le vostre Bibbie per poter proseguire la lettura insieme. Proseguo dal verso 6. Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ci fermiamo un attimo. Verso 6. Cristo Gesù, pur essendo in forma di Dio. Ora, questa parola forma non ha il senso di apparenza esteriore. Uno potrebbe dire è preferibile la sostanza alla forma. No, qui il termine originale di forma pone l'accento sugli attributi, parla dell'essenza, la forma nel senso ciò che dà l'essenza a qualcosa. Quindi sta dicendo Paolo, Cristo Gesù era in tutta la sua essenza, l'essenza della sua natura, Dio. Lui era in forma di Dio, lui era Dio. Quindi sta parlando della pienezza degli attributi del Figlio in quanto Dio, vero Dio. Noi crediamo nella Trinità, un solo Dio e tre persone, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. E qui l'Apostolo sta dicendo il Figlio era pienamente Dio, lo dirà anche in altre epistole, in lui abita pienamente la Deità. Dice pur essendo in forma di Dio, quindi pur avendo l'essenza di Dio e pur essendo in tutto e per tutto Dio, non considerò questa sua condizione, l'essere uguale a Dio, e qui sta parlando quindi della parità nell'eternità delle tre persone della Trinità, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa di così suo, di così proprio a se stesso da non potersene staccare. Non considerò letteralmente rapina, cioè non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa di così prezioso da esserne geloso al punto da non doverne essere derubato. Quindi non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Ora, qui la domanda ce la dobbiamo fare. Che cosa può spingere Dio, il Figlio di Dio, a rinunciare addirittura all'essenza che gli è propria, quella di Dio stesso? Che cosa può spingere Dio a rinunciare a ciò che gli è proprio? Quando Paolo dice non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ci sta parlando in modo meraviglioso della forza dell'amore perfetto di Dio. L'amore di Dio è tanto forte. Dio è amore, dice l'Apostolo Giovanni. L'amore di Dio è tanto forte che da dare lo spunto, da spingere in qualche modo il Figlio di Dio a rinunciare per un tempo a qualcosa che gli era di eternità in eternità proprio per far qualcosa per noi, per salvarci. Quindi dice l'Apostolo, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso.
La vecchia traduzione diceva spogliò se stesso, ma questa nuova revisione è più letterale. Lo svuotamento è effettivamente il termine usato dall'Apostolo Paolo, introduce quel concetto teologico eh, della kenosis, che piace tanto agli studenti delle scuole bibliche e ai teologi. La kenosis è un po' la spiegazione di un mistero che quindi noi limitatamente riusciamo a spiegare, cioè il fatto che Dio si sia incarnato, rimanendo vero Dio e nello stesso tempo essendo vero uomo. Quindi in questo noi riusciamo a trovare una qualche spiegazione a come è possibile che il Figlio di Dio sia rimasto vero Dio e nello stesso tempo fosse vero uomo. Gesù Cristo non era un uomo divinizzato e non era un Dio umanizzato, lui era contemporaneamente vero Dio e vero uomo. Come questo potesse essere possibile, ce lo spiega in qualche modo, anche se limitatamente con i nostri termini, insomma, con la nostra proprietà di linguaggio limitata rispetto alle meraviglie celesti, il concetto della kenosis, dello svuotamento. In altre parole, il Figlio di Dio mise da parte, nel tempo della sua incarnazione, pur essendo pienamente Dio, mise da parte ciò che gli era proprio come Dio, svuotò se stesso della gloria celeste, svuotò se stesso della propria autorità celeste, tanto è vero che ci spiega il Nuovo Testamento che lui si sottomise all'autorità del Padre nel tempo in cui visse il suo ministero terreno. Alcuni sono scaduti in false dottrine, credendo che il Padre fosse superiore al Figlio riguardo alla Trinità. Alcuni non credono nemmeno nella Trinità, ma la kenosis ci spiega, lo svuotamento ci spiega che il Figlio, accettando la missione di venire come uomo, essere il nostro Salvatore, per quel tempo ha messo da parte la propria autorità e si è sottomesso alla volontà del Padre. Ecco perché lui dice: io faccio tutte le cose che piacciono al Padre, io faccio tutto quello che il Padre mi ha mostrato. E ha messo da parte anche le sue prerogative divine, lui che è l'onnipotente, l'onnipresente, l'onnisciente. Ebbe delle limitazioni in questo, mettendo da parte alcuni attributi, si sottomise alla guida dello Spirito Santo per tutto il tempo in cui lui visse. E noi sappiamo, ci dice la scrittura, che ebbe pienezza di Spirito Santo oltre misura, ma fu ripieno di Spirito Santo, operò per la potenza dello Spirito Santo. Quindi il Figlio di Dio mise da parte, svuotò se stesso, pur essendo Dio, dei propri attributi di Dio, e prese forma di servo, dice Paolo. E quando usa questa espressione, che è la stessa l'Apostolo, lo fa proprio per mettere in contrapposizione questa azione della kenosis. Era in forma di Dio e adesso è diventato in forma di servo, cioè ha preso l'essenza del servo. Lui che era Dio, lui che era propriamente Dio, si è fatto uomo, rimanendo Dio, ha messo da parte ciò che era pienamente divino ed ha preso la forma di servo, in tutto è diventato un servo. Fratelli, stiamo parlando di qualcosa di glorioso, di misterioso, di così alto per noi. Eppure è ciò che il Signore ha fatto per salvarci. Il Figlio di Dio ha deposto ciò che era proprio della sua gloria e si è umiliato. Lui era il Re dei Re ed è diventato in forma di servo e l'ha fatto per noi. Gloria al nome del Signore. Quando Paolo spiega l'umiltà, parlando di colui che si è umiliato più di ogni altro, noi non possiamo far altro che dire: Signore, grazie, perché l'hai fatto per amore nostro. E allora dice Paolo:
prendendo forma di servo, divenne simile agli uomini. E qui ci parla dell'umanità di Cristo, che fu vero uomo, però fu uomo nel modo in cui lo fu Adamo, che è il primo Adamo e lui è l'ultimo Adamo, il secondo Adamo, cioè fu uomo pienamente, ma senza la natura corrotta di peccato, che non significa che non potesse peccare, ma che non aveva in sé la natura corrotta del peccato, quella che noi abbiamo ereditato dal nostro progenitore Adamo. Ma Gesù ripartì dalla condizione in cui partì Adamo, scusatemi, e partì proprio per dimostrare che era possibile non cedere alla tentazione, non cedere al peccato. Quindi Gesù poteva peccare, ma non peccò, e quindi rimase l'agnello immacolato. Il fatto che fosse nella condizione di Adamo prima della caduta e non nella nostra condizione di uomini decaduti non significa che lui fosse nella impossibilità di peccare. Lui poteva peccare. Addirittura Agostino provò a spiegarlo così dicendo: no, non posso peccare per quanto riguarda la condizione di Gesù, ma sì, posso non peccare. Infatti Gesù fu tentato dall'avversario. Più volte noi sappiamo che ripetutamente i Vangeli ci mostrano che Satana provò a tentarlo per farlo cadere e fu tentato, quindi la tentazione fu reale, ma non cedette alla tentazione e arrivò alla croce come l'agnello puro, senza peccato, e così doveva essere per poter salvare me e salvare voi. Doveva esserci un agnello innocente, uno che non avesse conosciuto peccato, per prendere il posto nostro di peccatori e guadagnarci una così grande salvezza e il perdono dei peccati che noi abbiamo commesso. Ma dice ancora Paolo e mostra ancora di più l'umiltà di Cristo, non soltanto, e noi diremmo è più che sufficiente, non soltanto il figlio di Dio si è spogliato ed è diventato uomo e si è umiliato, ha preso la forma di servo, ma trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, e questo già è chiaro, diventando uomo lui si è umiliato, lui si è spogliato dell'incorruttibilità e ha assunto un corpo corruttibile, è entrato nel tempo, lui che abitava l'eternità. Quindi già in questo c'è umiliazione, ma dice Paolo, si è umiliato ancora di più, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente, lui che era il principe della vita, lui che è il creatore della vita, si è fatto ubbidiente fino alla morte, ma ancora di più, fino alla morte di croce. E oltre alla kenosis, allo svuotamento della propria divinità, Gesù si è ulteriormente umiliato attraverso la morte e la morte di croce. E questo l'ha fatto per noi. Lui si è umiliato perché noi potessimo essere salvati. Si è fatto ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Ecco l'esempio che Paolo fa ai Filippesi: siate umili e abbiate il sentimento che è stato in Gesù, perché se c'era uno che poteva in qualche modo rivendicare a sé dei diritti, dei primati, un'autorità, una supremazia, quello era proprio Gesù. Eppure Gesù si è umiliato, ha lasciato ogni cosa della sua gloria, si è fatto uomo per me e per voi. Questo è l'esempio che noi dobbiamo seguire, questo è il modello a cui noi dobbiamo aspirare, l'umiliazione di Gesù, Cristo, esempio perfetto di umiltà. Ora, se noi faremo così, c'è il perciò del verso 9. Perciò, cioè proprio una relazione di causa e effetto. A motivo dell'umiliazione c'è l'esaltazione. A motivo dell'umiltà
Dio attribuisce la gloria. E in qualche modo ci parla anche del premio, del bema, di quello che sarà il tribunale di Cristo, di ciò che noi, se ci umiliamo e serviamo fedelmente il Signore, otterremo un giorno. Ma andiamo per ordine, parliamo di Cristo, perché siamo ancora in alto, siamo ancora in questo passo di profonda teologia. Perciò, poiché il Figlio si è umiliato in questo modo, Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Qui non stiamo parlando del nome moderno, voglio ricordare che il termine, l'espressione nome nella Bibbia ha a che fare non solo con l'appellativo anagrafico con cui ci chiamiamo, ma quando si parla del nome nella scrittura si parla della persona, della personalità, quindi sta parlando della persona di Cristo Gesù. Dio, a motivo dell'umiliazione di Cristo, lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato un nome. Cioè da quel momento in avanti, dal momento in cui Cristo si è umiliato e si è umiliato fino ad arrivare a morire sulla croce per noi, Dio ha dato al nome di Cristo Gesù un'autorità. Gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. Ora, poiché il Figlio di Dio si è umiliato ed è stato umiliato dalle creature, quelle che sono di poco inferiori agli angeli, come dice il salmista al verso 8, poiché lui si è umiliato ed è stato annoverato tra i peggiori, tra i criminali, tra i malfattori di queste creature così limitate, Dio gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome e ogni creatura, non soltanto gli uomini dai quali era stato umiliato il Figlio di Dio, ma anche gli angeli stessi, ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, quindi sta parlando di tutte le anime degli uomini, di quelli morti nel passato, di quelli che hanno avuto fede in Dio nel passato, di quelli che non hanno creduto. E qui sta parlando del momento glorioso in cui tutto sarà chiamato a raccolta, e quelli che nel tempo della grazia hanno ricevuto Cristo che saranno salvati, e di quelli che non avranno ricevuto Cristo e saranno giudicati. Ma in ogni caso, ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra si piegheranno. E vi faccio notare che Paolo qui, ispirato dallo Spirito Santo, dice non nel nome del Figlio di Dio, ma dice nel nome di Gesù. E sta parlando di una, diciamo così, una novità nei cieli, perché dal momento dell'approvazione di Dio al sacrificio di Cristo sulla croce, approvazione che è certificata dalla resurrezione di Cristo, che ci dimostra che il Padre ha accettato quel sacrificio e quindi gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome, il nome di Gesù. Il nome di Gesù è il nome di Gesù di Nazaret, quell'uomo della Galilea, il Figlio di Dio incarnato. Quindi non sta parlando semplicemente della seconda persona della Trinità, ma sta parlando di quell'uomo, vero Dio e vero uomo, quell'uomo morto sulla croce, risorto, glorificato, asceso al cielo, quell'uomo. Questa è la nuova condizione con cui il Figlio di Dio torna al Padre, non più semplicemente come Dio, Figlio di Dio, seconda persona della Trinità. Certamente torna così, ma torna anche nella condizione dell'uomo, l'uomo glorificato, il Messia, l'unto del Signore, quello scelto dal Signore. Il Figlio era già sovranamente innalzato, tornava alla gloria che gli era propria. Ma dice Paolo, il sacrificio di Cristo è stato così apprezzato dal Padre che non soltanto il Figlio ritorna alla sua gloria precedente, ma l'uomo Gesù, che da quel momento in avanti non si separerà più dal Figlio di Dio, quindi il vero Dio,
L'uomo Gesù viene portato in cielo alla destra del Padre. Tanto è vero che lo scrittore agli Ebrei dice che egli intercede per noi, adesso alla destra del Padre, ma c'è un uomo in cielo, un uomo glorificato, il vero Dio e il vero uomo, che è il figlio di Dio, Gesù di Nazaret, che diventa indissolubilmente Gesù Cristo. Gesù Cristo, il figlio di Dio, adesso è sovranamente innalzato e ha il nome che ha ogni autorità, e ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Nel Nuovo Testamento il termine, l'appellativo Signore è l'appellativo di Dio. Gesù Cristo è Dio. Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Questo è un passo meraviglioso, è un passo che ci rivela dei misteri, ce li fa gustare poco. Io ancora non riesco bene a comprendere il mistero dell'incarnazione, questo Dio che riempie l'universo, che è il creatore di ogni cosa, che è ovunque, eppure si è incarnato, ha messo da parte ciò che gli era proprio come Dio. Qualcuno ha provato a spiegare questa condizione dicendo è come se un miliardario, l'uomo più ricco della terra, decidesse di non usufruire delle proprie ricchezze e vivere un tempo come se non fosse. Lui rimane miliardario, rimane pienamente titolare di tutto quello che possiede, ma decide di non sfruttare quello che possiede per vivere una vita da povero. Ecco, questo limitatamente può spiegare, però ci sono delle cose davvero che ci stupiscono dell'incarnazione. E questo Gesù che ci dice Giovanni, che conosceva il cuore di tutti, non aveva bisogno di interrogare nessuno, quindi ci fa capire che era vero Dio, eppure ha messo da parte tutto, si è umiliato. Stiamo parlando di Dio che si è incarnato, non di un uomo di grandi qualità, ma dell'Iddio vivente che si è fatto uomo per noi. Questo è l'esempio di umiltà che Paolo chiama all'appello per dare il modello appunto ai Filippesi. Siate umili come Gesù. Noi adoriamo il Signore, dice Paolo, eppure questo Signore che noi adoriamo si è umiliato. Noi vogliamo essere come Lui, vogliamo umiliarci, vogliamo considerare attraverso questo passo così glorioso che cosa ha fatto Dio per noi. Noi tante volte non siamo disponibili a spendere 10 minuti del nostro tempo. Paolo dice cercate di stimare gli altri superiori a voi stessi, non vivete per il vostro proprio interesse, eppure dobbiamo confessare che generalmente tutti gli uomini vivono per se stessi e i figliuoli di Dio, toccati dall'amore di Dio, iniziano a camminare in una via opposta, quindi vivere per amare gli altri, per servire, ma tante volte anche le nostre motivazioni sono personali, anche il far vincere le nostre posizioni. E beh, Gesù ci ha dato un esempio grande. Gesù si è umiliato. Gesù è stato, dice Isaia, capitolo 53, come la pecora muta in silenzio davanti a quelli che la tosano, avrebbe potuto ribellarsi. Quando nel Getsemani fu preso, poteva essere liberato da schiere angeliche, poteva farlo anche sulla croce, eppure lui si è caricato dei nostri pesi, si è umiliato. E allora Paolo dice, fratelli miei, se Dio ha fatto un'opera nella vostra vita, se siamo uniti spiritualmente dall'opera di Gesù, vogliamo essere davvero come Gesù? Vogliamo avere lo stesso sentimento che è in Cristo Gesù? Lui si è umiliato davvero, come noi non possiamo neanche immaginare, ne possiamo parlare in qualche modo, ma è molto di più di quello che possiamo dire, della kenosis, dell'incarnazione, dell'esaltazione alla destra del Padre, è molto di più, sicuramente, la nostra mente si deve fermare, perché qui c'è il mistero di Dio, la gloria di Dio, ciò che è stato deciso nell'eternità, eppure Lui si è umiliato.
e noi non possiamo umiliarci. Noi che siamo così difettosi, noi che siamo così bisognosi, noi che siamo così fallimentari, non possiamo noi umiliarci, non possiamo prendere l'esempio perfetto di colui che ci ha tanto amato. Fratelli, dice Paolo ai Filippesi, vogliamo avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. E ci fermiamo qui, ma questo squarcio di gloria che descrive Paolo parlando dell'incarnazione di Cristo qui nei Filippesi, gli serve per poi concludere il suo discorso dicendo, lo vedremo la prossima volta, umiltà e unità vi servono per splendere nel mondo. E quindi lui dice, se vorrete essere uniti, dovrete essere umili, e se avrete umiltà e unità, allora compirete lo scopo per cui il Signore vuole che siate suoi testimoni, sarete come astri lucenti in questo mondo di tenebre, ma lo vedremo poi nel dettaglio riprendendo la lettura la prossima volta. Ci fermiamo qui al versetto 11 del capitolo 2, ringraziando il Signore che ha fatto qualcosa che noi non possiamo descrivere e l'ha fatto perché ci ha amato. Abbiamo un Dio d'amore che si è umiliato per salvarci, fratelli. Concludendo la giornata, andando a dormire, ringraziamo il Signore per quello che Lui ha fatto per noi. Voglia il Signore benedirci.